Siamo in Mammosada, 20 km di Nugoro, è una villa di 2.500 abitanti e siamo a 644 metri sul livello del mare. In noi andiamo a boscontare una nuova puntata di Terra Nostra. Siamo in Gara Unele e come stiamo andando a toppare Sandro Puggioni, che è il titolare di un'azienda che si narra Samariola. Siamo in una vinza, ma come possiamo a rivelare, poi siamo in Noga. Salute Sandro, grazie per essere con lì. Questa è una delle arbinzas che triballa d'erbosi, poi sono prodotto brosto, se non amor diretto, però non andiamo a contare di vino, ma andiamo a contare di composta, di marmellata, cacca, sacchina. Tu è anche una delle scomposte delle aziende tua che si narra Samariola, giusto? Esatto, intanto benvenuti. Grazie. Sì, aumentano tu e noi trasformiamo già in un chimbino, ma abbiamo un posto. E questa è la vinza dove andiamo a cullire il prodotto. E noi principalmente tutto anno nuovo, in mese questa è la vita di Granazza, è una vita autoctona di questa zona. E siamo arrivati nel 2017, abbiamo fatto questo laboratorio dismesso e a Sene non utilizzavamo più questo spizzocco, già tenevano altri impegni atrás, quindi che li abbiamo a trasformare e niente, abbiamo più un furgone, siamo andati, abbiamo più la trattatura completa. Noi siamo affidati un paese da una tecnologa e noi siamo indirizzati un paese dove si esprime la lavorazione, se poi noi siamo decollati. Il numero di Samariola è già conosciuto, comunque si sta a conoscere sempre di più che i prodotti brosto sono usati non solo come si usa la marmellata tradizionalmente, ma anche dei cuochi e chef che sono provando a porre le aspettanze di loro la marmellata brosta, giusto? Sì, noi principalmente serviamo in enoteca e ristoranti. Ma principalmente per un semplice motivo, noi preferiamo il suo prodotto e noi andiamo a trasformare e poi il cliente non lo deve possibile scaffare, ma lo deve venire a degustare in modo di prendere i prodotti e insomma lo vede de mano sua. Abbiamo tentato di essere in contatto con i chef e abbiamo a bella cominciato a provare già i sapezza, già i suppis, i sordur, insomma sta tutto così da particolare sempre dei prodotti sardos. Poi abbiamo partecipato per 2 anni o 3 anni consecutivi a un concorso di Sardinia Food in Castello, dove per 3 anni abbiamo spiato una menzione speciale, prodotto di nicchia, diciamo. Però come non manca solo dell'arbia questa marmellata, se non spiega sul laboratorio dell'arbia, sì, noi spostiamo sul laboratorio che vediamo la trasformazione. Sandro, che siamo ormegnosi a domo tua e noi che per finza sul laboratorio di Samariola, in noi aghi marmellata e confittura, e in noi che siamo già vedendo una delle prime macchine che può servire per cominciare la lavorazione. E che macchina è questa? Questa è una macchina lavafrutta e non serve una volta che guardiamo in azienda, o fattiamo già tutto tipo di produttura, la poniamo già in questa macchina. La funzione sua è tenere un riciclo ABA, tenere un motore di riciclo sabra, tenere un spruzzatore e quindi è girare la produttura e la sapunata. Bisogna arrivare a 2 ceste UE e poi andare a girare e andiamo a prendere queste ceste. Una volta che preso queste ceste, lasciamo in un paese dove avremo in intro. In modo esatto, che deve perdere un paese dove abba e poi da noi ci spostiamo al suo laboratorio a intro. La differenza tra marmellata e confittura principalmente è che la marmellata viene data da sosa grumes, invece la confittura viene data da tutta la produttura. Una volta che poi teniamo su brudo e la pulpa macinata, andata in questa macchina è una passatrice, ok? Una volta che abbiamo sul prodotto all'interno di questa macchina otteniamo una purea, ok? In questa purea, specialmente in questa deaina, le lasciamo bene su un pezzo di 2 semmene. All'interno di questa purea noi a un posto di deaina, specialmente abbiamo lasciato tutte le caratteristiche sue, quindi su pizzolo, su semmene, su purpa. Come ti mandi che sei anche una pistata. E ci mandiamo un pupuglione di deaina. Una volta che teniamo questa purea, andiamo a controllare i parametri e noi controlliamo solitamente su pH e su Brix. Sono i parametri che dobbiamo seguire per
pode mantenersi un posta inalterare sul tempo. Vediamo questo un macchinario, in nove e te succediti. E noi che poniamo sul prodotto, io ho una spatola e zirada, giusto per non si attaccare già voluto in intro. All'interno della macchina ho visto un compressore. Una volta arriva da 50 gradi in intro, si crea vapore. Ok, questa macchina tiene un aspiratore e che tira su vapore e quindi consente la sciavolutura di addensare, di amalgamare. Metà di cottura stiamo sostenendo dopo un'oretta, apriamo la macchina e vediamo questa prova del piattino. E in passato poniamo un pezzetto dei prodotti sul piattino e vediamo un pezzetto aumenta rispondere. Noi siamo orbitando qualche prodotto già pronto? Questo in passato lasciamo sul prodotto che è pronto. Da risulta tenendo un rubinetto a macchina e poniamo un bloccale e poi andiamo a invasettare a mano. Viene serrato e noi per lo serrare utilizziamo questo stapposo, questo è un genere da flip che si controlla da si adatta sul body dentro. Questo è il classico che hanno poi la bella per tornare in adesso. Esatto. Noi in scadenza le diamo 2 anni. In etichetta poniamo una ida dopo aperta e poi da parare in frigo. Però abbiamo notato che questa della nonna è abbastanza bella, potente e dura senza aguanta bene il plus. Sandro, queste sono le marmellate che der voi, non bisogna tutto, vero? De manca giustamente volare un buon segnale che la siamo a bassa. E noi teniamo stata di armida, come ho spiegato prima, poi vado a una linea di aranzo e andiamo a speziare su murta, questa è su zenzero, questa in modo particolare è atta su tartufo sardo. Poi abbiamo usato questa in etichetta, è una ricetta che stiamo provando, è una zappa di mirto. Ma che lei stiamo questa grada di plus quando voi abbiamo cominciato a fare girare questo prodotto? Apprezzo una questa di non ha è in modo particolare, non sa si intende in modo sostanino e a suo momento penso non l'ha fatta attrazente. Ho notato questa grada a me da questa dei umorissimo. Io umorissimo e peperoncino questa grada a me. Abbiamo un proposito che te ne sposi in casa, la che sai che cresca questa attività come zero tua o che ti chiedi sapere? Sì, speranza sempre usa di crescere. A bella teniamo sempre l'obiettivo di produrre, di misurare, di non sconfrontare giustamente il livello sul confronto. Nessi di seguire sul passo che teniamo, grazie a Dio, il cliente resta rispondendo bene. E noi ti ringraziamo e tagliamo auguri ormano per questa attività, del suo scoprimento su chi si destinano a fuori della terra nostra. Grazie per noi golli in modo. Grazie a voi. Mamusada, vida connota po mamuttones e succadores, ma vida connota vinza sa posar bella arbinza schittende e poi sorbino orbono schiachete. E dunque non posso agere a manco devo spiegare a conoscere uno de gustorbinos e bo spiego a conoscere sa cantina Giovanni Montisi che nos ha da presentare due de sorbino schiachete. In particolare uno con meda che è Barroso e uno nuovo vino che si mutti di riserva Francisca dedicato a sa vinza de Sabuzzere. Come bo spiego allo sconoscere. Giovanni Montisi, grazie per noi gollio in una delle arbinze tua, siamo in Mamusada, esattamente noi che noi facciamo. Questa è la zazedda di Uddieddu, una delle arbinze più vocate di tutta la vita. Una vinza è ereditata museremea, Zinara Francesca, e praticamente la mordaus numana sa vinza io sa sua, numana di Francisca in sardo, e da noi è un vino Zinara da riserva Francisca. E che tipo di acqua ne avessi? No, è 90% stato annonato. Nella tu hai finza a terra arbinza, però da quanto lo hai questo riballo? Quando è che hai cominciato? Ho cominciato in 2 mesi e battero, ho mente vino in ampulla e poi a 3 anni prima andiamo a reditare la vinza e a vino si vendeva diffuso, ho mente a tutto in birra, non eravamo stati. La passione per la vinza chiedi la data, ho mente del naschia? La passione nasce, dopo abbiamo reditato la vinza, mandò una mano 2 anziani di vita per mostrare sul travallo mentre si travallava e poi vedo che questo strado di meccanico a ponere bella bello posso provare a cambiare mestiere.
E vi siete rennessi? E vi sono sì, grazie. E come ti dà soddisfazione a fare questo triballo? Abbastanza. E te che è bello da che su vino, qual è questa cosa che ti agrada di più? Il vino è bello, è bello travallare la pensa, è bello fare il vino, ma il vino può girare tutto il mondo praticamente. Voi mi si rende che avete cominciato a mano a fare questo triballo, però ti hanno imparato da anziano, in che maniera secondo te avete cambiato sul modo di triballare la binza se te che vino in suo tempo? Ma usate una vita con binza armeda, chissà che non vino con notto. Gli anziani di prima traballavano sempre allo stesso modo e noi triballiamo. La gioventù va crescendo uomo, le tecniche va uomo, il vino è diventato più elegante, più bevibile, via. Prima di un vino meno pesante, non durava, come invece il vino dura. Come si chiede se non si accompagna in cantina, in no che nasci sa che però che rimorbiere vinza in nuove veniti sul prodotto finale, in nuove veniti sul vino tuo. E certo, vuole pure l'assaggiare questo vino. E tanto accompagnano a domo tuo. Giovanni Montici, questa è la cantina tua, in no che ha morbido la vinza e non va nasci tutto, però sul prodotto vero, sul vino tuo, nasci di no che in cantina. Questa cantina l'abbiamo usata 6 anni fa precisamente. A prima si lavorava tutto in questa cantinetta iniziale, non avevamo cominciato, però non si stava più, troppo minoredda. Tanto abbiamo deciso una di emergere questo ticchio di scavare seuso ed era stata la cantinetta. Ti bisogna dare un logo e certo. aperto in che puro. Questo sono sorbino tuo, lo scherimo scontare un po', quando siamo in ordine, da quale cominciamo? Barroso. Questo è Barroso, questo è su vino tuo, su primo nasce io, su poi dopodiché nasce la riserva, adesso da mezz'edeghe è diventata riserva Francisca, dedicata a Vinza, poi nasce io su rosato, e poi nasce io su bianco e sto in un moscato e a sinistra io su pedur e poi invece se la può modificare a sudur non si vende meda e si buffa pa una ramo e quindi abbiamo usato un moscato così e si può dare un panzare in qualsiasi prato, in caso, in tutte le cose delicate. Fai d'amor di Barroso, e che tipo di vino è e che caratteristiche hanno scontato di questo vino? Barroso non ha impurezza, ha un ramo per un naturale possibile senza nessuna aggiunta a parte un po' di solforosa, di solfitos. Già in arriba da noi viene macinato, ho la da 20 giorni di macerazione, andava 3 volte a mano e poi andava in cuppa per un anno. La riserva è data solo di un tipo di vinza diversa che opera la riserva è la vinza Simosista o la vinza Francisca. Il procedimento è più o meno uguale, non cambia nulla, cambia la vinza praticamente, e ho fatto 2 anni in cuppa manna. I clienti arrivano da tutto il mondo, dall'Australia, all'America, a Franza, alla Germania. E te sono cercando queste stranze? Hanno un vino autentico di un territorio, un vino in cui si sta modificato, eravamo in cantina, e non bisogna aggiunta, un vino genuino, mentre si è sempre in vita. Poi termino su vino di Mamosada. Mamosada tiene una caratteristica, tiene un bello territorio, una bella terra granitica, quindi sono i vini ormai da delicati, Poi l'importante è che non lo stare in cantina. Vediamo di questo ultimo urbino, i te sono non l'arzainao, quali sono le caratteristiche? Il rosato è un rosato che non ha impurezza, praticamente non abbarra contatto i sarbuccias, quindi viene macinato e viene dispillato diretto, quindi abbarra un vino delicato, un vino e può panzare in antipasto, in pis, e puro, in altre cose. Invece Sattero? Invece Sattero è un moscato così, su Matteo andrà bene sia in caso di cada tipo, sia in pis, e lo potete buffare aumenta un vermentino praticamente. Barroso era di antipasto, salumes, asu, cacciagione, proedu. S'aspezza, tutto. Tutto, un bello prato di orroriones in banza. E te disetta già posi in casa, e te di scherrare, di crescere, che provare a te l'orbino, e te che da questa cantina Giovanni Montici? No, già cresce da sviluppo che già è un po' da una terra uomo, quindi tancao proprio, si cresce da poi la vinza vuole travallare, non è solo la un po'.
Aspettamos a berite succede in queste due risas. Sigeren, si non che chiese se tu e vinza schendargana, sigera fai questo orbino. Grazie per noi aver gollio e per noi aver contato la cantina Giovanni Montisi, noi ti auguriamo bene per tutti i progetti schittene e per l'orbino tuo e speriamo di non avere in altre occasioni il gallo per si raccontare del Barroso e della Riserva Francisca. Grazie a voi. Nos siamo rilassati a Palas, a Mamusata e abbiamo piccato un'strada che non leda diretto all'Accana tra Mamusata e Onne. Difatti, se noi siamo in Domor de Onneso, siamo in una pastura che si narra da Sosa Stores e andiamo a conoscere che ne no, che venite con noi. Michele Velari, grazie per noi aver gollio in Domo Frosta. Questa la Morzenau, siamo in Onne all'Accana con Mamusata e siamo a circa 900 metri sul livello sul mare. In particolare in questo momento siamo in fattoria sociale Sosa Stores e siamo in mezzo a questo campo di fragolas. Ma contate noi come nasce questa fattoria, questa azienda che è legata a famiglia Frosta? Questo è un orto di fragola e fragola la stiamo già coltivando una ventina d'anni. È nato in un amico di coltivatore di fragola in Campidano e mi ha dato un po' stuzzicato a fare questa scultura, sa fragola nasce in montagna di per sé, mentre fragola reste, e quindi si era pieno campo in un periodo estivo, anche non che fin da produrre in nessun luogo, da proprio da sbalzo termico e da soprattutto e teniamo il 9 fino a sinistio. E dunque sono 20 anni che voi si a chiedere fragola biologica, questo non vi l'ha mornao? Certificata biologica in conversione da tutto a miggia, certificato solo da tutto a miggia 1. Purtroppo la coltivazione biologica non dà troppi scarti, però che siamo in questo modo di non avvelenare né il terreno e né manco i clienti. Generalmente non interveniamo in nessuna maniera. Che tiriamo purtroppo su prodotto e si guasta da minda fino a no e noi intentiamo un pacchetto di cui che siamo a collire sano. La clientela è diffidente e non vestono un grosso acquisto di prodotto briscio in estiu. Stranamente la gente un po' di marzo hanno su forzatura, hanno su nessi in serra, in periodo si non lo sai, in pianura chiaramente, e in oeste sul periodo naturale della fragola, però tanto si visto un buon smercio, soprattutto in tu prodotto considerato brutto. Teniamo fino a sa fragola antica, sa fragolina minoredda, non mi sono sì no e ommo. In queste varietà, se sono varietà rifiorenti, si prestano a fare prosbroridura sinistia, una broridura abbastanza continuata, e si presta a reggere meglio sul clima temperato, insomma sul clima estivo comunque sia, alla fine se noi lo teniamo lì si temperano un paese doaiente. Amorfeddao de clientela che è una clientela specializzata, la pasticceria, la gelateria. Invece su privato come ti chiede a vendere? Su privato normalmente abbiamo chi consegna diretta in zona. Andiamo quasi a domicilio, però partecipiamo a los mercatinos biológicos. Mercatinos biológicos, anche questo un gruppo di coltivatori biologicos. Il travallo è in misura, non è un tao. A livello familiare, se andiamo a montare tutto sul mercato non è facile, cioè tu si ha orario del travallo, stimola l'abbandono della cultura più che la continuazione della coltivazione, però ormai siamo nati in di gusto e seguiamo a fare il gusto.
Michele, a dove non carbattiu? Homo siamo arrivati a un urto di patata. Questa è un'ischera, abbiamo bonificato, il terreno sempre allagato, l'abbiamo un po' migliorato e l'abbiamo reso coltivabile e lo siamo adibendo a questo tipo di coltivazione. Un anno e che tentiamo di non lo coltivare, giusto per il discorso del biologico, che siamo finita a sfragolas, per dare tempo a terra di si passare E di si tornare a arricchire. E di si tornare un paese a arricchire, se no iniziamo a sfruttare tutto e non diventa fino a antieconomico all'uare. Noi stiamo un campo manno, belle 50 quintali di patata plantaos. Purtroppo sul biologico non sa e vi sia questa salta riserva, e non tocca uomo prima di andare a buone questa patata di tirare tutto a mano, se no non possiamo travallare in questa macchina se teniamo fino a che siamo abbastanza attrezzati, teniamo bisogno di un terreno abbastanza pulito per poter travallare. E che tipo di patata gli dicono? Noi abbiamo principalmente questa varietà mi pare di una bindighena anno sporci sprussu, sino a Penelope. È una varietà in zona nostra soprattutto attento a un riscontro culinario ottimo, sia da mantenere la cottura, bene, noi siamo abituati a una patata che deve essere abbastanza resistente alla coere e non tende a si sfaldare. E poi è una patata di sapore eccellente. Poi quando cominciate a triballare a terra e poi a plantare? Noi mentre buonando siamo in una zona britta, meda soggetta a questa escursione termica, teniamo sghiacciata tardivas. Normalmente andiamo a femmenare a los primos de mese lampadas. Amor feddao de sabba, quanto è importante sabba e la coltivazione della patata? Sabba è indispensabile. Noi proprio per questo motivo coltiviamo in estiu, teniamo bisogno di sabba, quando seminamo fino a fine. Abbiamo abbaduras continuadas. Grazie a questo sistema nuovo stiamo adottando già comunque dai 20 anni questa irrigazione a goccia che chiamo di tenere un'irrigazione mirata alla pianta in un risparmio idrico notevole. Questa è una zona ricca di abba, sul miglioramento che abbiamo fatto prima, questa è una terra sempre allagata, abbiamo fatto noi questo 2 km di drenaggio e convogliano tutto a un laghetto di accumulo, quindi abbiamo sabba e la torniamo a cassare a valle. E dai uve la torno stocca della torre da pompare, però abbiamo usato 2 operas, insomma. Patatas in difetto noi le dedichiamo a su semmene per fare i venidi, quindi chiediamo di risparmiare fino ad questo lato, sia da punto biologico, sia fino a punto risparmio economico di un po' a tiro semmene. Michele, noi abbiamo fatto anche questo bello giro in Sosa Stores e in azienda tua che finza domo tua e si vede tutto l'amore che vi ponete se tu e pari con i zostuoso può mandare a dennanti questa attività. Siamo un'azienda su nome moderno è multifunzionale, occupiamo di fattoria didattica e fattoria sociale, inserimmo persone si possono avere un problema su disagio, poi abbiamo restaurato su uvile, io sono un uvile antico, il risale da incomincio e su secolo, stiamo tentando a bello di tornare a restaurare, abbiamo ricavato tante camere, teniamo iscrizione di agriturismo e quindi affittiamo pure chi posto letto, insomma, questo non è posto letto. Michele, noi ti abbiamo i complimenti per il triballo chiare, a te e ai zostuosi e ti ringraziamo per aver gollio terra nostra in domo tua e speriamo di non tornare finza a biere e poi vedere come è andata l'attività di un'incrasa. Auguri ormanno. Grazie a voi, siete risveglio, se qui torneranno a visitare noi si possiamo. Non da mancare l'occasione.